Cinzia Bonan è stata confermata alla guida di Anteas Veneto. L'Assemblea regionale dell'Associazione di Volontariato si è riunita lo scorso 21 aprile a Monselice, nel contesto di Villa Contarini, per eleggere il nuovo consiglio direttivo. Anteas è nata 30 anni fa dalla volontà del sindacato FNP CISL e conta oggi 197 associazioni, di cui fanno parte quasi 5.000 volontari e oltre 26.000 soci. L'obiettivo dell'associazione è dare assistenza sociale e sanitaria ai più fragili, spaziando dai trasporti per le visite mediche fino ai centri di sollievo per persone con decadimento cognitivo. Oltre a questo, l'ente si impegna a offrire un vasto programma all'insegna dell'invecchiamento attivo, proponendo attività culturali per la cura dell'ambiente, sport inclusivo e laboratori integrativi. Non mancano però i problemi, come la pesante burocrazia e la carenza di volontari, soprattutto giovani. E non è tutto. Un terzo problema è quello del finanziamento delle nostre associazioni, che vivono di contributi e di 5 per 1000, e questi purtroppo nel tempo calano e mettono in difficoltà pertanto di gestire le attività ordinarie, perché i nostri volontari danno la gratuità del loro tempo per fare le attività, però poi è ovvio che le associazioni hanno dei costi fissi a cui devono soccombere. Nello specifico, una criticità emersa dai dati di ricerca è legata alla scarsa partecipazione alle attività di volontariato da parte dei giovani. L'età media dei soci infatti è pari a 72 anni, un numero che fa riflettere, ma che testimonia anche come l'invecchiamento attivo, che diventa risorsa per gli altri, è da moda ad Anteas di fornire servizi per la terza età. Molti giovani vogliono fare volontari, bisogna creare le possibilità perché queste condizioni si realizzano. C'è in piedi un decreto per il riconoscimento delle competenze che consentirebbe ai giovani che fanno volontariato di avere dei titoli spendibili sia per concorsi sia per la loro formazione. Ecco, questo decreto ancora ha bisogno delle circolari attuative, bisognerebbe che venisse fatto. Le azioni svolte da Anteas vanno oltre la semplice erogazione di servizi, hanno come obiettivo infatti consolidare e offrire benessere, attivando relazioni autentiche e inclusive, mettendo al centro la persona. Mettersi insieme, lavorare insieme, creare aggregazione e sinergia vuol dire fare un grande lavoro a favore di chi in questo momento è in grosse difficoltà. E dico sempre, noi dobbiamo essere sentinelle nel territorio per recepire i bisogni ed evitare che questi bisogni diventino criticità, dobbiamo intervenire prima.